L'Italia ha ben altre emergenze, certamente non si avvertiva il bisogno di questa cosiddetta riforma costituzionale che è peggiorativa e non migliorativa, ecco perché noi voteremo no convintamente. È una riforma che non risolve uno solo dei problemi posti sul tappeto, è una riforma semmai che serve a togliere ai cittadini il diritto a esprimere il proprio voto nell'eleggere uno dei due rami del Parlamento e su questa strada non si può certamente andare lontano. Noi riteniamo che serva un'assemblea costituente che si occupi di riformare la Costituzione per un anno e lo si potrebbe fare già a partire dal dopo 4 dicembre, diversificare la funzione del Senato rispetto a quella della Camera, dare spazio alla società reale, al mondo della cultura, dell'economia, del lavoro e della produzione, ma soprattutto consentire che siano i cittadini i protagonisti delle grandi scelte. Se vincesse il sì, questo non accadrebbe. Ecco perché convintamente votiamo no domenica prossima.